Benvenuti a Bologna, giornata numero 20 in Serie A, 48 ore dopo la sconfitta con Monaco, la Virtus scende nuovamente in campo alla Segafredo Arena per proseguire l'assalto al primo posto di fronte a una Scafati in grande forma, reduce da 2 vittorie consecutive, senza alcuna intenzione di fermarsi. Zizic di nuovo per tocco Schengelia, Bellinelli riceve prima tripla di serata e prima bomba di Marco Bellinelli. Robinson, Cordinier davanti a lui, Gamble lì vicino, ci riprova Scafati, anche questa, la bomba di Rivers. Hackett, ritmo, Cordinier, piede a posto e bomba in transizione, segno, Isaiah Cordinier. Pinkins che poi torna a posizionarsi fuori, aspetta l'arrivo di Rivers, Cordinier su di lui, che gira Pinkins rapidamente, trova un bel canestro. Bellinelli riceve gioco a 2 con Miki che poi si appoggia dolcemente al vetro, Virtus a +9, si va da Dobric, si arresta Schengelia lì dietro, battuto Rivers, poi sotto Miki va a schiacciare e mette il punto esclamativo a un eccellente primo quarto della Virtus. Pini contro Dobric, spalla canestro, Robinson arriva, guarda per un attimo il ferro, poi mezza virata, Nongi, finta, palleggio e conclusione morbidissima per Nongi. Pinkins contro Dobric, lo tiene per la maglia, Pinkins un'altra volta per il fondo con il fallo. Pinkins contro Abbas, Robinson in corsa per la tripla che arriva, mandata al segno da Robinson. E Hackett a palleggiare contro Robinson. Fuori per Polonara, Zizic prende posizione profonda là sotto contro Gamble, si muove bene Polonara, col tapin vincente. Hackett ferma il palleggio sotto, Miki lotta con Gamble, tiene in qualche modo vivo il pallone, Abbas riceve 3 secondi, ci riprova, dopo il palleggio, Abi Abbas, non lo ferma più nessuno. Sicuramente dobbiamo cercare di far meglio in difesa perché comunque hanno segnato 41 punti, sono una squadra con talento, quindi tutto parte dalla difesa. Robinson contro Paiola, si stacca, poi torna ad attaccare il centro dell'area ed è bravissimo a usare la mano sinistra per segnare i primi 2 del terzo quarto. Un altro tiro in controtempo di Rossato che evita la stoppata. Schengelia contro Pinkins, Miki sotto, Schengelia mantiene il pallone tra le mani, poi torna fuori da Bellinelli, Marco Bellinelli da lontanissimo, corre Bellinelli, da un'occhiata a Cordinier, poi sotto, assist al bacio per Zizic, si ferma Hackett, Schengelia guarda il ferro, batte Pini e poi altra finta di Schengelia. Servizio in zona Rivers, un'altra palla persa dal 23 in maglia giallo-blu, Dobric per Hackett che evita la stoppata, poi va a depositare al vetro il più 22, dilaga la Virtus. La transizione guidata da Robinson contro Abbas, sta basso sulle gambe per provare a contenerlo, sotto Gamble, arriva l'aiuto falloso di Paiola, canestro e fallo di Julian Gamble. Fuori nelle mani sbagliate però, quelle di Paiola, convinto per andare ad appoggiare, cancellato da Robinson e poi Dobric, non un assist per Zizic ma un tiro in corsa che vale il suo 9º e 10º punto. Poi col palleggio Robinson completa la bellissima giocata difensiva, Zizic a bloccare, poi ancora Mascolo, Polonara, taglio Lomas, l'ha visto Polonara, non riesce però a servirlo e quindi va da Zizic che ci prende gusto e anche col tiretto dalla media, sono 12 per Zizic, si va da Rivers che attacca al fondo, va a schiacciare, chiude segnando il 94-67 con cui si chiude questa 20ª giornata di Serie A per Virtus e Scafati. First of all, it's nice to be back from the injury, and for the game I think we prepared good and we followed the plan from the locker room, and
we did a great job, all 12 players, so we just have to play like this at the end of the season.